La situazione è ben chiara grazie ai numeri. Vaccinarsi è fondamentale per bloccare la circolazione del virus SARS-CoV-2, specialmente per proteggere la popolazione che per motivi particolari di salute non ha potuto ricevere il vaccino. Presso l'azienda ospedaliera di Padova attualmente ci sono 16 ricoverati per Covid. A esporre i dati in mattinata alla stampa la dottoressa Anna Maria Catelan, dirigente del reparto malattie infettive tropicali dell'azienda ospedaliera Università di Padova. Tra questi ricoveri 12 sono persone non vaccinate, alcune rientrate da paesi dell'est per ricongiungimenti parentali nel periodo estivo. Oltre a queste persone ci sono anche 2 donne in dolce attesa. L'età media è tra i 50 e i 60 anni, tra loro anche un 24enne e un 32enne. I 2/3 dell'impegno ospedaliero è quindi rivolto per le cure di questi malati, persone non vaccinate. All'appello mancano anche 4 ricoveri, si tratterebbe di anziani vaccinati la cui risposta anticorpale sembra sia drasticamente diminuita. A dettare il calo delle difese, condizioni precarie di salute e la vaccinazione avvenuta a gennaio. Si ragiona sulla terza dose infatti per alcune fasce della popolazione. Nel mese di giugno i ricoveri per Covid a Padova erano 14, a luglio sono saliti a 35 per arrivare agli odierni 48. Anche nel Vicentino ci sono 2 donne in condizioni gravi, non vaccinate. Una 50enne si trova intubata da 3 settimane e una 32enne in dolce attesa è finita in terapia intensiva per l'aggravarsi delle condizioni cliniche. Dal mese di maggio a livello regionale in area critica si contano 281 ricoveri, 256 erano persone non vaccinate. In area non critica, nello stesso lasso temporale, sono state curate 1336 persone. Di queste 1135 non erano vaccinate. Tra i decessi si contano 56 non vaccinati sul totale di 59 persone morte ricoverate in area critica e 35 decessi non vaccinati sul totale di 49 morti in area non critica. L'80,4% delle persone veicolate per le terapie intensive venete sono persone non vaccinate. La situazione per quanto riguarda le terapie intensive ancora è sostenibile e non ci sono grossi problemi. Il fatto è che stanno aumentando i ricoveri sia in terapia intensiva che semi-intensiva da parte di gente con meno di 40 anni e abbiamo una grande fascia di ultra cinquantenni tra 50 e 60 anni, quindi tra le popolazioni che non è ancora vaccinata. Quindi un ulteriore continuo espandersi dell'infezione rischia di interessare questa popolazione e torneranno numeri non proprio incoraggianti sia per quanto riguarda i ricoveri che per quanto riguarda i decessi. Grazie.